Sindaco, io credo che vada rivisto un poco tutto il sistema delle partecipate a Napoli e ritorno un'altra volta su ANM, tallone di Achille di questa città, che la città ANM dovrebbe avere un solo compito, quello di assicurare il trasporto ai cittadini. Questa è la funzione essenziale. Io credo che, e sfido chiunque in aula a dirmi che sto dicendo delle cose non vere, io credo che il trasporto pubblico dovrebbe arrivare e non arriva mai. L'azienda ha bisogno veramente di avere una ricarica di potenzialità, soprattutto a livello manageriale e gestionale. Credo che in un paese civile, quando non viene garantito un servizio pubblico, che i cittadini pagano le tasse per avere trasporto pubblico, non c'è stato trasporto pubblico, immediatamente in un paese civile si dovrebbero prendere immediatamente subito le soluzioni. Vanno mandati a casa, vanno mandati a casa quanto prima è possibile. In questi giorni, e sono stato anche dall'assessore Cosenza a chiedere chi abbia dato la garanzia politica ad ANM, esce fuori un concorso a tempo indeterminato per 25 autisti. In ANM in questo momento vi lavorano circa 200 lavoratori somministrati e questo concorso per 25 persone, che è insufficiente, un numero veramente insufficiente, che io credo che ha bisogno soprattutto di risorse umane sul trasporto, sugli addetti all'esercizio, ne ha bisogno di centinaia e centinaia di addetti all'esercizio. Fanno uscire un concorso che era stato fatto all'epoca, inventato, costruito dall'amministrazione precedente, e noi praticamente stiamo subendo ancora tutt'oggi tutte le opere e le conclusioni di questa amministrazione precedente. Chiesi fortemente insieme a delle organizzazioni sindacali, che andammo dall'assessore Cosenza a chiedere lumi su questa storia, perché sindaco, guarda, io penso che la proprietà, che è il Comune di Napoli, che tu amministri e stai dimostrando già dalle prime botte che lo amministri anche bene, vuoi bene alla città di Napoli. Chi ha dato la copertura politica per una cosa del genere? Un'assunzione di... Che significa un'assunzione di 25 posti di lavoro quando poi nelle condizioni, i paletti che mette in questo concorso non mette nemmeno alla stessa stregua chi già sta prestando lavoro a questa azienda da oltre 2 anni, lo ha prestato in un periodo di pandemia, di grave pandemia, si sono ammalati, sono stati ricoverati in ospedale. Non mette nemmeno in pole position questi lavoratori che meritano, perché hanno il know-how giusto, l'esperienza in questo, padronata in 2 anni, in questi mesi di guida, delle linee, dei bus e delle tratte e dei depositi. Sindaco, tu devi dare forza alla mia richiesta in questo articolo 37. Io voglio capire come Partito Democratico chi ha dato il supporto politico ad ANM di fare questo concorso. Io ritengo che va immediatamente ritirato questo concorso, perché sui numeri, sulle specifiche, sulle qualifiche che chiede all'interno di questo concorso non vi siano le massime tutele per questi lavoratori che da 2 anni già lavorano per ANM. Io sono certo e convinto che le mie parole ti siano di eco nei prossimi giorni con l'assessore Cosenza, di avere contezza, perché in ANM vige un regime dittatoriale. E adesso mi spiego perché. Se le organizzazioni sindacali tutte fanno rimostranza su questo concorso, ci sta qualche problema di relazioni industriali, sindaco. Io penso che non si può fare l'amministrazione di un'azienda non avendo relazioni industriali con le parti datoriali, con i sindacati. Cioè dei sindacati sono andati tutti quanti a fare rimostranza
all'assessore Cosenza. Consigliere, si avvia alle conclusioni. Insomma, Si avvia alle conclusioni. va bene, arriva alle conclusioni. Sindaco, chiedo come Partito Democratico che questo concorso venga ritirato. Ho concluso.